Allora, pronti per un'altra puntata, pronti per un'altra settimana di Trieste in diretta. Avete già riconosciuto i nostri ospiti, sono Paolo Dal Fuovo, che è il presidente dell'Armonia, e Riccardo Fortuna, che è il direttore artistico, sì, è corretto, esatto, sempre dell'Armonia. Siamo qui perché presentiamo l'ultimo spettacolo del cartellone, che andrà in scena questo fine settimana e il fine settimana seguente, con le modalità che dirò dopo, e che si intitola Emilio. È uno spettacolo che è presentato dalla compagnia dell'Armonia ed è tratto da Senilità di Italo Svevo ed è adattato in dialetto triestino da Monica Parmegiani. Vedete detto tutto il cappello, e questo logicamente oggi approfitteremo anche, cercheremo, ma poi ci vedremo anche più avanti, ma magari di trarre anche un primissimo bilancio della stagione. Intanto bisogna fare i complimenti a quelli del Gabbiano, cioè a Riccardo Fortuna, regista del Gabbiano, in questo caso è regista del Gabbiano, perché al Festival di Gugliano, provincia di Ancona, lo spettacolo Meglio Soli, che è stato nominato in tutte quante le categorie dei premi e ha vinto il premio per il miglior allestimento scenotecnico. Il premio va a Tullio Maran, che ha curato lui l'allestimento scenotecnico, e siamo contenti perché ovviamente, come dicevo prima, hanno partecipato 84 compagnie a livello nazionale. Quindi, insomma, noi eravamo in finale già come sesti e quindi era già un grande successo essere lì praticamente come finalisti. In più eravamo l'unica compagnia delle 6 finaliste che ha portato il dialetto triestino, quindi maggior soddisfazione proprio. E la ciliegina sulla torta è stato anche il premio per l'allestimento scenico, insomma. Poi noi ad Agugliano come Armonia dobbiamo sempre ricordare, abbiamo sempre fatto man bassa, abbiamo portato a casa 3 guglie d'oro su 3 presenze, quindi penso che non ci chiameranno più perché portiamo via tutto, e quindi Allora, dicevamo che Emilio è appunto tratto da Senilità di Italo Svevo, che è un romanzo abbastanza strano, è un po' curioso, perché io devo dire la verità, insomma, l'ho letto una prima volta, mi è piaciuto molto, poi c'è stato un periodo in cui dei 3 apprezzavo meno Una vita, poi l'ho riletti nuovamente, adesso è Una vita che sta in testa e Senilità è al terzo posto. Ma insomma, poi succede anche perché sono momenti probabilmente particolari, anche in cui, anche quando si legge un romanzo, eccetera. Però certamente diciamo che è tra i 3 romanzi di Svevo, forse, ma si potrebbe dire forse quello in cui, ma no, forse lo dico perché ho in mente il film, ma nel film Trieste è coprotagonista, ecco, insomma, diciamo la verità. Però insomma è uno di quei, tra i 3 romanzi di Svevo è quello quantomeno ancora più attaccato ad una certa Trieste, che è una Trieste diciamo così impiegatizia, quindi insomma anche una Trieste cupa sotto un pochettino cupa, una Trieste come città d'arte anche, fra l'altro, perché insomma leggetelo adesso, al di là di questo mio gradimento, che probabilmente quando leggerò la prossima volta probabilmente ti ricriderai Umberto. La domanda è perché questo romanzo? Perché questo? Perché è di un'attualità spaventosa, non modernità, proprio di una attualità. Sottolineo proprio il discorso di attualità. Io ho curato la trasposizione scenica del romanzo, Monica Parmegiani ha fatto un adattamento in dialetto triestino meraviglioso, in dialetto triestino proprio perché ci rifacciamo a quanto diceva Svevo, un triestino che parla italiano mente, perché a casa sua lui parlava o il dialetto triestino o il tedesco. Ha imparato l'italiano in biblioteca
da autodidatta, per questo sembra anche molto astruso leggerlo, perché ovviamente è tutta una ricercatezza di termini. Sì. Dopo questo soprattutto nella coscienza di Zeno sì, è al massimo. Ovviamente anche Senilità è un romanzo autobiografico, molto, molto autobiografico, e di questa attualità sconcertante, in quanto appunto abbiamo Angiolina, che è una donna che comunque già vive molto da sola, cioè va a casa da sola, siamo nel 1896, cioè nel senso quando l'ha scritto la prima volta, quindi immaginiamo che tipo di Trieste c'era già all'epoca per questo tipo di donne. La trasposizione è stata loro curata perché adoro molto questo Svevo, cioè non è la prima volta che faccio delle incursioni in Svevo, abbiamo fatto La burla riuscita come Armoni, come Gabbiano, ho fatto nei tempi addietro La coscienza di Zeno di Kesic, e quindi mi mancava di completare in qualche modo. L'abbiamo scelto proprio perché Svevo sempre viene considerato come un autore molto pesante, in realtà no, in realtà Svevo, essendo ebreo, ha un suo umorismo, sì, che io avvicinerei un po' anche all'umorismo di Woody Allen, proprio a livello di ebreo. Fermiamoci qua perché io su questo sono un po' parto per... Sì, però volevo spiegare, cioè nel senso che per far capire, no, dove troviamo l'umorismo, nessuno nota, per dire Emilio, che è il protagonista che farà Paolo del Foro, e Amalia, che è l'Alessandra Privilegi, è la sorella, Emilio e Amalia hanno dentro MLI. Poi abbiamo Balli, che sarebbe il Veruda, che è il ballista, il bullo. Cioè, poi c'è l'impiegatuccio che si chiama Sornione, cioè sono tante piccole cose che proprio lui le studiava, ma le devi scoprire nel farlo. Poi mi piaceva l'idea, perché ho avuto anche un aneddoto che racconto spesso e volentieri, chi mi conosce purtroppo sarà anche stufo di sentirlo, ma i telespettatori no. Quando abbiamo fatto La coscienza di Zeno, l'ho fatto con 12 sedie e basta, e tutto era astratto. All'uscita della coscienza di Zeno fatta da Rossetti ho trovato ovviamente il pubblico che mi segue da sempre, e mi dice: beh, anche tu hai fatto una coscienza di Zeno bella e importante, però quanto avete speso per le scene? Cioè, nel senso, il pubblico, se gli dai questo discorso di astratto, immagina e ricorda nel tempo poi tutta una visione completamente diversa. Quindi la volontà di ripetere questa esperienza con l'armonia mi è venuta proprio così di getto, quindi anche qui useremo 6 sedie, tutto astratto, e un tavolino, sì, 6 sedie, tutto astratto, e vivo, come idea di regia, vivo questo personaggio che è Emilio come colui che ricorda e che scrive nel momento che sta vivendo, sta scrivendo lui, Emilio Svevo, Senilità, quindi ci sono dei piccoli intermezzi in italiano rivolti direttamente al pubblico, in cui proprio abbiamo questa sensazione che l'opera Senilità stia nascendo lì, ed è un discorso che viene vissuto in questo modo. Ovviamente ci avvaleremo, perché se no ovviamente non viene fatto bene, di luci, diverse luci, e anche di fonica. Mi ispiro molto alla radio, cioè nel senso con dei sottofondi che sarà il vento, sarà le carrozze che passano, l'interno della birreria, questo parlottare, diciamo, e quindi creerà la situazione che secondo me
speriamo di renderla, cioè speriamo ovviamente perché debuttiamo il 5, facciamo tutti gli scongiuri del caso. Quindi tra pochi giorni, sabato, e speriamo che il pubblico ovviamente viva nuovamente questa fantasia, questa magia che il teatro riesce a dare. Ma è una trasposizione, so, dovrà rispondermi di nuovo Riccardo, credo, ma è facile da trasportare in teatro senilità? Sì e no, cioè sì se parti con un'idea chiara di regia, cioè nel senso perché ci sono tantissime ambientazioni, quindi anche da qui ovviamente sono andato sull'astratto, quindi le sedie verranno messe in determinati modi in modo tale che in una determinata situazione le sedie saranno la casa di Emilio, in un'altra situazione le sedie diventeranno la birreria, il caffè, in altra situazione, avvalendoci anche di un prolungamento del palco su cui scenderanno anche gli attori, diventerà il passaggio Sant'Andrea, molto, molto famoso in senilità, in cui Angiolina e Emilio spesso si davano appuntamento là, quindi le due sedie fungeranno da panchina, quindi il pubblico immaginerà sicuramente le varie situazioni, però devi partire con le idee ben chiare, perché se no non ce la fai, cioè, oppure devi avere quello che si usa adesso è come il video mapping, famoso video che quindi proietti dietro e fai delle cose, fai tutto quello che vuoi, insomma. Sì, che poi anche basta, insomma. Sarà il futuro purtroppo, sono come i fari LED e i fari alogeni. I fari LED rispetto ai fari alogeni non danno lo stesso calore, e adesso adesso ormai sono migliorati, anche costano parecchio questi, però un alogeno che costava poco ti dava ovviamente con una gelatina un altro colore, però è il futuro, la macchina da scrivere, il computer, cioè, purtroppo non ci si ferma. I tecnici, i macchinisti del teatro penso che apprezzeranno questo discorso, che dicono dove andremo a finire noi, cioè, ed è un peccato, perché ovviamente perdiamo degli artigiani favolosi, già negli anni, degli artisti più che degli artigiani che facevano le scene, che costruivano, però è così. Come ti sei avvicinato a Brentani? È difficile, è un personaggio molto difficile. Ne ho fatti di complessi assieme a Riccardo nelle varie, che poi vedevamo. Abbiamo visto anche qualcosa. Stavano passando le immagini da Luisa e Giulio, appunto Piccoli crimini coniugali, ed altre anche, insomma. Questo è difficile perché è tutto sottotesto. In realtà è tutto un sottotesto. È esplorare, un scavare in continuo in questo personaggio che è complessissimo, difficile perché, come diceva giustamente Riccardo, è molto attuale. C'è il primo stalker della storia. Cioè, questo qua è si precipita a casa di Angiolina, apre la porta. E durante la storia cresce questa sua, inizialmente chiaramente l'innetto, perché questo è l'innetto di Svevo, che però poi si trasforma in realtà anche in non dico violento, ma sfiora la violenza addirittura nel finale. Io quando vedevo il film, che è un film, adesso diciamo la verità, non è un film riuscito senilità, per tutta una serie di ragioni. E secondo me una delle ragioni per cui il film è piuttosto ostico è il fatto che, essendo una coproduzione internazionale, è un film doppiato, e secondo me la scelta di far doppiare Emilio Brentani a Romolo Valli e la sorella a Lilla Brignone, cioè a due voci conosciutissime, ma anche delle più classiche, insomma, la voce di Romolo Valli è pura musica, e Brignone uguale, e secondo me li rendevano meno
meno popolari di quello meno veri proprio. Meno, sì, forse meno veri, indipendentemente dal fatto di conoscere o meno la voce, e quindi molto probabilmente il lavoro fatto anche sul dialetto, ovvio, come dire, riporta il personaggio ad una dimensione tutt'altro che aulica, e anche in questo caso proprio la scelta del dialetto è stata voluta proprio per questo, proprio anche per avvicinare il pubblico. Faccio appunto arrivare certi personaggi addirittura del pubblico, perché voglio abbattere la quarta parete in modo che anche il pubblico si trovi sul palco, coinvolto proprio come se Emilio fosse il vicino della porta accanto. Diventa importante. Che anche questo è un tratto, come dire, è anche uno spunto di riflessione, perché noi non sappiamo eventualmente quello che succede nelle porte. Posso chiedere soltanto, senza spoilerare, vabbè, io insomma, c'è anche la scena della morte della sorella? Sì, non si vede la morte, ma viene certo. Sì. Okay. Perché, diciamo la verità, adesso detta così, le morti nei romanzi di Svevo sono qualche cosa sono narrate in maniera straordinaria, sia in Zeno che in Una vita, che in questo. Sono pagine che restano, insomma, per cui. E chi fa la sorella? La sorella la fa l'Alessandra Privilegi. Ah sì, l'avevi detto prima, chiedo scusa, non sono stato. E Angiolina? Angiolina Monica Parmigiani. La Parmigiani, ok, perfetto. Allora, questo dunque va in scena adesso sabato 5 e domenica 6 aprile alle 20:30 sabato e alle 16:30 domenica. La settimana successiva, venerdì 11 e sabato 12 alle 20:30 e domenica 13 aprile alle 16:30. Promosso. Arrivato all'ultimo, insomma uno anche impara. Promosso. Ed è lo spettacolo che chiude. Questo è lo spettacolo in abbonamento che chiude la stagione, la 40ª stagione dell'Armonia. Poi dopo si può dire che a questo spettacolo aspetta anche una tappa successiva. Si può dire, confermato il 23 di maggio, venerdì 23 maggio, abbiamo avuto proprio la conferma poche ore fa, saremo al Politeama Rossetti per chiudere proprio la 40ª stagione, festeggiare proprio assieme al pubblico, assieme a tutti gli altri amici dell'Armonia e le altre compagnie, con Emilio al Teatro Politeama Rossetti. Difatti abbiamo voluto fare proprio questo omaggio a Svevo proprio per il 40° dell'Armonia. Sono 100 anni della coscienza di Zeno, saranno presto 100 anni della morte di Svevo stesso. Nel 28, no? Nel 28. No, 28 a Motta di Livenza, sì. E quindi c'era proprio questa volontà di dire facciamo un qualche cosa che sia importante e ricordiamo, penso, il più grande autore che Trieste ci ha dato, insomma. Oggettivamente sì. E tra l'altro è un autore, noi ce ne siamo resi conto quasi, come dire, senza volerlo, parecchio letto a Trieste, cioè non è uno di quegli autori che magari c'hai i volumi nella libreria, non li prendi, eccetera. I triestini lo leggono molto, quantomeno la coscienza di Zeno. Sì. Quantomeno la coscienza di Zeno. E poi dopo c'è però anche un appuntamento un altro appuntamento importante sempre per beneficenza l'11 di maggio, che è una domenica, al Teatro Bobbio, con la mia compagnia Ex Allevi del Toti, che presenta Tutto può succedere, che è uno spettacolo per beneficenza per la strada dell'amore, che da dicembre Gabbiano ha fatto un'altra serata di beneficenza sempre per la stessa associazione. Siamo molto legati a loro, sono molto bravi, molto seri. Loro si occupano delle famiglie dei ragazzi diversamente abili, per dare una sicurezza del dopo, in realtà. Ho capito. Dopo di noi, no? Dove sono? Sono tipo a San Giovanni? Sì, sono a Guardiella, hanno degli appartamenti, delle cose. Ricordavo sono davvero bravi. No, ma e poi non c'è, per esempio, Fore i Bori,
non va al... Sì, beh, allora, domenica 6 non che... fuori Bori, ma I Love You Johnny, la compagnia Noi delle Frasca, sarà in Sale Luttazzi. Ah, ecco, bon. E poi anche fuori Bori inizierà la tournée, insomma, come sai, Staranzano dopo, per la settimana dopo. Preparatissimo il nostro Umberto, Sì, ma... sì. Cioè, No, ma so che no, oggi ho avuto un po' di tempo, allora ho detto aspetta che... Poi avremo una leggera pausa, ma una pausa per modo di dire, perché poi a giugno inizia Trieste Estate, già, con sì, tutti i vari appuntamenti avremo come presumo sempre... che tra un po' anche Trieste Estate verrà presentato... Sì, fra breve, credo, sì. Ormai manca davvero poco. Lì avremo il Festival delle Veninchi, abbinato a Duino Resina, abbinato anche il Teatrino Basaglia, poi faremo la stagione del Teatrino Basaglia, mai fermi, ma insomma, mai no. fermi. Come Enzo Semeraro, non state mai fermi. Allora, 40 anni. Sì. Dunque, 40 anni significa 40 anni o 40 stagioni? 40 stagioni. 40 stagioni. Quindi vuol dire che si torna indietro ai primi... L'Armonia nasce nell'85. Nell'85. Aprile 85. Che cosa sarebbe sciocco chiedere che cosa è cambiato, perché insomma è anche abbastanza palese, tutta una serie di cose, eccetera. È anche carino però che non è cambiato granché in realtà a livello armonia, al di là di tutto quello che facciamo, questa enorme attività che all'inizio non si faceva, facevamo 4 repliche o 6 repliche della commedia e la commedia finiva lì, facevamo 2 all'anno addirittura certe compagnie. E questo invece degli anni la cosa è proseguita con queste trasferte importanti anche. Ma lo spirito interno dell'armonia non ha avuto grandi modifiche. C'è sempre quello spirito di grande passione, innanzitutto, voglia di fare e di collaborare. Negli anni soprattutto, con un cambiamento forse, un miglioramento rispetto forse all'inizio, c'è questa voglia di collaborazione, di stare anche assieme, di discutere anche sui vari lavori che si fanno. Riccardo, essendo direttore artistico, richiama, fra virgolette, ogni tot periodi i registi a delle riunioni, ma non per che bella la tua commedia, che brutta la mia, no, un'idea, ma inizialmente c'era questo scontro anche, c'era un attimino, io sono stato il primo a non volere più i premi intanto, perché facevamo anche i premi interni, no, li ho eliminati, perché proprio a mio avviso distanziano le compagnie, non le uniscono, c'è sempre stato un po' di un attimino, sì però, non creava armonia, per dirla, cioè nel senso, poi è brutto che ci si vota, ci si dà il premio. Oddio, adesso volendo anche perché poi alla fine nasceva, allora, mi te davo il voto a ti te me dà il voto, cioè, no, ma questo è la stessa... perché poi dopo le cose non cambiano nemmeno è la stessa cosa che per certi aspetti come dire, anche agli Oscar, no? È così, si rimprovera agli Oscar di fare, insomma, tutti si votano tutti quanti assieme ed è logico, adesso un po' meno, però è logico un tempo che se uno faceva un film con un altro attore, votava per era tutto un po', vabbè, l'Oscar è una roba che adesso non è nemmeno più ben identificabile, insomma, però sì, forse il premio non aveva un grande... adesso senza premi, se posso, senza premi c'è più armonia, nel senso anche quando ci troviamo ogni 3 spettacoli circa andiamo a fare, vogliamo creare l'idea, cioè al di là se hai fatto bene la regia o meno. Intanto cosa volevi fare? Cosa volevi dire? Cosa volevi dire? Però tra di noi cominciamo a lavorare di fantasia, no? Vediamo cosa potevi fare tu di diverso. Con una mia idea, no? Magari. E allora questo scambio comincia a essere come un laboratorio, no? E questa idea mi viene sempre, io lo dico, la mia premessa di questa riunione dei registi, c'era il film di Truffaut, L'uomo che amava le donne, famosissimo,
in cui lui sta dettando la dattilografa tutta la sua vita, parlo con l'esperto di cinema, ho una paura terrificante di sbagliare qualcosa, ma se ti ricordi poi vi bene, racconto in separata sede una. Se ti ricordi bene c'è la scena in cui era la bambina vestita di blu e lui poi dice no, la facciamo vestita di rosso e la scena cambia da così a così, sì, per un vestito. È quello che cerco di spiegare diciamo ai registi, di creare questo tipo di fantasia, nel senso, vedi di inserire un qualche cosa di nuovo, anche se può essere che non c'entri assolutamente con la regia, anche se andiamo fuori tema, indifferente. Sì. Cioè io a scuola ovviamente ho fatto il tecnico, ma i temi miei di italiano bellissimi ma fuori tema, chissà Dio perché, ma succedeva così. No, volevo arrivare a questo perché vedo che siccome poi dopo viene un altro vostro sodale, cioè sì, ma è anche lui nella locandina. Sì, anche quindi, lui nella locandina, dopo viene Dendi, quindi... E anche ad Agugliano ci ha dato una grossa mano. So perché è venuto a fare il tecnico. È venuto a fare il tecnico, quindi un po' di premio è anche suo. Mamma mia. No, con voi si può ragionare anche su un dato, cioè sul divertimento, perché nel senso fare il teatro amatoriale significa anche divertirsi, nel senso anche etimologico del termine, cioè fare altro rispetto a quello che uno fa durante la vita. E molto spesso poi il divertimento è la cosa più seria che ci sia, insomma, no? Perché poi dopo Quindi mi incuriosisce capire questo, cioè quando, diciamo, finisce il divertimento, nel senso quando si fanno queste cose non solo appunto per far altro, ma quando subentra anche poi la passione, oppure probabilmente senza passione, magari non è espressa, ma senza passione non lo fai. Un esempio banale ma reale è quante persone sono passate in tutte le compagnie meteore, no? Perché che bello il teatro, poi si accorgono che sì, il teatro è anche 3 mesi, 2 mesi, 3 mesi di prove, una sera sì, una sera no, repliche, fai la trasferta a Pordenone, prendi il furgone, carica il furgone, vai fuori, monta le scene, recita, smonta le scene, torni indietro, cioè, e non ceni magari perché sono le 3 di mattina. Allora lì, aiuto, basta, no? meglio fare altro. E là è la passione che subentra e che ti fa fare anche queste scelte, di fare queste cose poi. Comunque prima dello spettacolo ti devono tremare i polsi, devi sentire le farfalle nello stomaco, prima perché il giorno che non sentirò questo non farò più niente. Cioè nel senso ma questo capita, adesso non, per l'amor di Dio, ma anche le volte che mi chiedono di presentare qualche cosa, Rossetti, eccetera. C'è sempre una certa emozione. Sì, anche se dici, non è la roba mia, per cui anche se sbaglio non succede niente, eccetera, però ci sei tu lì, prima no? sì, e poi dopo quasi sempre non appena esci diventa tutto quanto meno difficile, ecco, più leggero. Vorrei dire più facile perché non è facile, bisogna stare attenti a parecchie cose. Allora, ricordiamo l'appuntamento di sabato 5 e domenica 6 aprile e di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 aprile alle 20:30 venerdì e sabato, alle 16:30 invece domenica. Emilio al Teatro Basaglia nell'ex comprensorio Pipì di San Giovanni, presentato dalla Compagnia dell'Armonia. Ricordiamo che c'è il servizio autobus importante grazie alla TS Trasporti che ha 2 corse a inizio spettacolo e 2 corsi di rientro a fine spettacolo. Ricordiamo un attimo gli attori, non poi adesso prove, che se andiamo a prove.
Allora Emilio, come dicevamo, lo fa Paolo Dal Fovo, non abbiamo la locandina, devo leggere il cellulare, mi dispiace. Angiolina, Monica Parmegiani, Amalia, la sorella Alessandra Privilegi, Stefano Balli, Renato Fragiacomo, Sorniani, Giuliano Zobeni, la mamma Sabrina Censchi-Goia, che non manca mai, mamma di Angiolina. Margherita Perla Lanotte, il dottore Livio Soldini, l'allestimento tecnico di Tullio Maran, il vincitore, e di Giuliano Zubeni, i costumi di Giulia Zuccari, il rammentatore immancabile Giorgio Dendi. Che tra un po' sarà con noi. Ovviamente l'armonia è composta in questo caso da 4 compagnie, gli allievi Dotti, gli amici di San Giovanni, il Gabbiano e le proposte teatrali, abbiamo creato 4 compagnie assieme per riuscire a fare questo spettacolo. Buon lavoro e poi dopo ci vediamo più avanti come sempre. Senz'altro. Pubblicità, poi sarà con noi Giorgio Dendi. Cari telespettatori di Trieste in diretta, siamo di nuovo in studio, ci sono sempre io qui. Abbiamo un ospite eccezionale oggi. Sì. No, scusa, devi mettere Giorgio Dendi presentatore allora. Abbiamo un ospite eccezionale, abbiamo con noi Umberto Bosazzi da Trieste. Che era qua per caso. Che era qui per caso, sì. Allora adesso ci racconterà qualcosa di sé. Allora, già qualcuno sarà andato sul tetto a sintonizzare l'antenna perché dice qua succede queste cose, però in regia abbiamo un po' scherzato prima e allora abbiamo fatto anche un giochino con le carte, mi hanno filmato, adesso spero che lo mandiate in onda al telegiornale, mi hanno filmato mentre ho fatto un giochino con le carte l'oro. Era un mazzo di carte di... sì, quindi non sono carte truccate. Adesso specifichiamo, non è che i nostri tecnici portino mazzi di carte eccetera, era un mazzo di carte che avevamo avuto dopo, in seguito ad era il mazzo di carte presentato un mesetto fa circa dalla Lorena Matic, l'associazione Mani d'Oro, che collabora molto spesso con me e con Modiano. Cos'è questa storia degli invalsi, dei testi invalsi? Gli invalsi, prima ne abbiamo parlato. Allora, oggi ho cominciato a... lascia stare, guarda dopo. Oggi ho cominciato così un giro per la provincia di Trieste e di Gorizia, sono andato a Opicina stamattina, così si vede che la trasmissione è in diretta, e abbiamo cominciato a fare le prove invalsi, che in realtà si terranno tra un po' di tempo, però qualche scuola viene monitorata già tempo prima e loro hanno dei parametri così per sapere dopo come stimare i risultati che vengono fatti su tutta Italia. Si fanno le prove invalsi 3 volte, adesso forse sbaglio qualcosa, ma mi sembra in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media, forse non è proprio così, però poco via. Ecco, e alcune scuole, per esempio la scuola di Opicina, è stata scelta per fare, abbiamo fatto in 2 classi, un test prima, così si vede se è consono, se funziona. Sono test solo di matematica, no? Oggi abbiamo fatto inglese, domani sono a Monfalcone a fare matematica e italiano. Ho l'agenda piena, infatti avete sempre difficoltà quando mi interpellate, ma oggi sono riuscito a venire. Poi dopo via da qua devi anche andare a dare una mano a quelli di armonia. Sì, io lo sai. Scusa, li ho incontrati per le scale, adesso hanno finito loro e avranno detto che c'è l'ultima commedia, Emilio. Tutto fatto. Una bellissima commedia. Allora, io mi entusiasmo, però vorrei entusiasmare gli spettatori, la gente che viene da casa. L'ultima commedia della rassegna fino adesso è stata bella, la compagnia dei giovani, io mi sono molto divertito, avevano dei riti entusiasmanti, però l'ultima nostra di tutta la rassegna, Emilio. Non a caso l'anagramma di Emilio, il meglio, in triestino sarebbe il meglio, vabbè insomma il meglio, vabbè insomma qua io con i miei anagrammi scherzo, gioco, insomma lasciano il tempo che trova, dite quello che volete, comunque una bella commedia anche corposa diciamo.
Allora, cominciamo. Stiamo allestendo questo venerdì. Bene, ma l'hanno detto loro. Beh, guardatevi se no il primo pezzo io mi guardo tante volte come si chiama sul vostro canale YouTube. Noi siamo venuti qui a parlare di enigmistica perché l'altra volta ti avevo fatto alcuni tarocchi. Allora c'è il mio amico, io lo chiamo Darren, dopo alla fine non so neanche come si chiama perché noi ci chiamiamo tutti per pseudonimi. Con i nomi però lui si chiama Renato Danzi, Danzi, Renato. Okay. Eccoci, e mi sono scritto, scusami Renato, ma a furia di chiamarti Darren, ecco lui non ha inventato lui il gioco, però lui l'ha creato e ha messo le regole per pubblicarlo sulle riviste per noi abbonati. E adesso vi presento questo gioco che ha una curiosità, a parte la soluzione. Allora, ti ho già presentato giochi del genere, c'è una vignetta, un commento e di quella spendacciona di mia moglie. Ok. E non c'è un codice per cui, anche se è la mia, non potete prelevarmi niente dal conto. E tu devi dire un commento, una parola di 4, una di 11 lettere come indicato qui. Okay. E questo 4-11 sarà il tarocco di un titolo, di una frase famosa. Tarocco vuol dire un minimo cambio di una lettera. Dunque, allora questa è una carta. Questa è una carta di credito. Sì. E anche un bancomat. Sì, un bancomat, ma c'è anche un nome di 4 lettere che il logo di... Non è forse questa, io neanche le conosco. Può essere... Come si dice? Una di queste. Visa. Visa. E Visa è la prima parola. Visa? Qua sono un po'... È la carta di credito di quella spendacciona di mia moglie. Quindi è una Visa... Il tarocco... Ci produce una canzone, il titolo di una canzone, Visa... Qua sono proprio... Una canzone, beh ti ho visto al concerto, ti sei levato la maglia, tutto. Qua la proprio... canzone di Vasco Rossi. Visa spericolata. Visa spericolata. Un po'... Tarocco di vita spericolata. Però c'è una curiosità. L'autore tu lo sai, non sono io, L'autore di questo gioco qui, di questo Visa spericolata, abbiamo l'anagramma del nome dell'autore. Vediamo qui. Vai con la regia. Trovo che ci inebriò, perché questo personaggio ci inebriò, per esempio con le sue canzoni, perché è un cantante. L'autore, l'autore di questo gioco è un cantante che fa parte del nostro gruppo di amici di enigmisti. Noi, un famoso. Lui è simile a me, noi siamo profughi dell'Istria, per cui io sono prof e lui è anche prof. Lui è profugo? Lui è prof. Roberto Vecchioni. Roberto Vecchioni. L'anagramma di Roberto Vecchioni è Trovo che ci inebriò. E insomma con le sue canzoni, con le sue... così posso dire che ci inebriò. E questo è l'anagramma. E tra l'altro gliel'ho consegnato... Quando era a Trieste, ti ricordi quando c'era il Papa a Trieste? C'era anche lui? Ma io ti ho incontrato a te che stavi andando a fare la spesa, scusate se queste cose le divulghiamo. No, quella domenica. 2 giorni prima del Papa. Io ho detto, Bosazzi sarà venuto a fare qualche servizio, c'era Vecchioni, c'era Cocciante, anche a lui ho consegnato l'anagramma. C'era il concerto serale. C'era il concerto serale, c'era il Papa. Bosazzi sarà venuto a fare qualche servizio. No, sono venuto a fare la spesa, mi ha detto. Vabbè, però comunque ecco, Vecchioni, Sergente York, lui si firma Sergente York. Chissà perché piacerà il film. Sì, è legato a questa storia così. Ok. E lui ha tante cose che sono legate, episodi, robe così, tanti aneddoti. Veramente... Dopo io me li dimentico, però insomma anche le sue canzoni nascono da ricordi, robe. Ecco. Quello non c'entra, quell'altro con la maglia gialla dietro, vabbè. Passiamo al prossimo tarocco, sempre me li ha dati questo Darren che devo ringraziare perché io faccio bella figura con tante cose, ma devo veramente ringraziare Darren che me li ha mandati così. Il treno è in sciopero, piango, mi prende un infarto. Questo è il commento, vedi che di una persona lì. Scusate, qui ho sbagliato, piango 3 puntini, dopo va lasciato lo spazio. Io sono puntiglioso questa volta, purtroppo nel preparare ho sbagliato. Allora, qua devi trovare una frase 5, 2, 2, 8, 11. Allora. E viene fuori un
un libro, mi prende un infarto, quindi questo, se gli prende un infarto, Un colpo. probabilmente, poverino, Ah, ma... Morte di un commesso viaggiatore. Ah, no, aspetta, devo fare... piango, quindi non di un commesso, ma morte di un... Sommesso. No, No. piango. Io sono molto... Se piango... Triste. No, sono molto Commosso commosso. viaggiatore. Morte di un commosso viaggiatore. Arthur Miller, Corretto. giusto? Corretto. Ecco, il treno in sciopero, piango, mi prende un infarto. Morte di un commosso viaggiatore. Ecco, questo è un invito a farli anche voi. Non è facile a trovare Sì, delle belle queste- idee, però insomma possiamo È che farle. ogni tanto ti vengono, queste qua, è che ogni tanto ti vengono e poi magari te le dimentichi. Ma tu che guardi i film, che sei molto beh, appassionato. Ma io sono rigoroso, no? Beh, ma quando sì. aspetti che inizi la proiezione o quando vai a vedere No, lo dico, spettacolo, ma delle volte succede che fai sto e tipo prova di parola per cose. parole, e dopo Però poi bisogna magari trovare io non una bella ambientazione. Allora, devo dire che quando li pubblicano fanno un commento migliore del mio, ma a me piace presentarli con la vignetta, così un po' roba che non si può fare sulla carta stampata. Avanti con l'altro, regia, che ne abbiamo 20 di questi. Si mangiano tanto in Lombardia. Qui Questo- sono canditi. sì, in Allora. Lombardia. Quindi E dove in Lombardia? 7, e l'hai già detto, Canditi. 1, 6. Canditi e No, non è Canditi a dove? Lombardia, Canditi a Milano. che è la parodia? Banditi a Milano. Banditi a Un film, Milano. Un film di Carlo Lizzani, sì. Sì. So che tu sei appassionato di cinema, hai visto che adesso c'è anche il colore, no? Hanno fatto film a colori, per cui... Ah, scusa, adesso sapevi già, perfetto. E anche sonori. Sonori, sì. Perfetto, i sonori volevo dire. Ecco. Allora, vediamo, questo è il migliore dei tre secondo me. 1, 8, 5, 4. Allora, Non si chiama Massimo Chisari, non so, ho preso la foto da l'autore internet della e ho messo... Allora, intanto la 1 sarà E sarà nel senso che non no, è. non è. Ah, ho capito. Allora, questo è Questo è il migliore dei tre, e lo conosci? Va bene. Allora, Lui si chiama questo è Aldo. Aldo, di Aldo Giovanni e Aldo Giacomo, no? Sì. Aldo Baglio. Comunque Baglio, 6 lettere, no. Allora sarà Aldo. Aldo. A qualcuno piace Aldo. A qualcuno piace Aldo. Film di Billy Wilder. Wilder. Billy Wilder. Billy Wilder. Wilder. Su Billy Wilder non si scherza. Ho sbagliato, io devo fare le parole crociate, devo pronunciare come... No, perché l'altro, Wilder. poi c'è William Wyler che è quello che gli somiglia come nome e molti confondono, eccetera. William Wyler è l'autore di Ben-Hur, per dire. Io sono rimasto a Collodi, agli comandamenti. le mie conoscenze si fermano a Collodi. Vabbè. Allora, vediamo il prossimo. Ecco, vedete, basta storpiare, Ma sono sempre film? ma necessariamente. Vita spericolata era un titolo di una canzone. Ma si può Marte a fare- Venezia. Ah, già trovato. Qui sta per precipitare un frammento del pianeta Beh, rosso. questa era facile, Marte a Venezia, certo, c'è Venezia, Sì, questa pianeta era- rosso. Questa era facile. E vabbè, Devo dire la verità. Marte a Venezia. Quindi la prossima volta potrei fartene uno più difficile. Aiuto. Questo cosa Morte a Venezia di Thomas Mann e Luchino Visconti. Luchino Visconti di Modrone. Nome completo, esigo da te, nome completo. Corretto. Il Conte Rosso. Sai che lui era della famiglia della ditta Erba. Sì. E c'è stata... Della ditta farmaceutica. C'è stata una famosa lite spaventosa fra lui e Paola Borboni che quando si incazzò, eccetera, andò via urlando abbasso il tamarindo. Erba. Ah, sì, giusto. Abbasso il tamarindo. Mamma mia,
imprecazione, adesso sarebbe vietato a base Adesso sarebbe... Allora, No, questa qua... no, scusa, volevo commentare con te, anche se hanno piacere i nostri telespettatori. Adesso ti faccio un commento. Sì. Questo è un problema che è stato proposto alla scuola media. Quindi parlo di... se non lo risolvo- ma è giusto per chiacchierare, non preoccuparti. È stato chiesto trovare l'area di questo quadrilatero. È un quadrilatero, vedi che ha 4 lati. aspetta, AD, DC, quella specie CB. di... sì, ho Quella capito. specie di V. Quella specie di V, Sì, ok, sì. ok. Bene, 4 lati. Allora, c'è il sistema per trovare l'area di questa cosa. Di solito il sistema più usato si vede nella prossima immagine. Basta tracciare una linea tra D e B. Se ho impaginato bene dovrebbe essere no, scusa, volevo dirti che solo il 30% dei liceali, perché è stato proposto a ragazzi delle medie e del liceo, 30% dei liceali ha risposto correttamente. Però, vediamo la prossima, adesso scusa, non ricordo bene l'ordine dei dispositivi. Ecco, basta tracciare una linea verticale, a metà figura, e hai un triangolo. 2 triangoli. È un triangolo, Sì. Questo qui addirittura è rettangolo, quindi si fa base per altezza. L'altro diviso cos'è? 2. L'altro è scaleno, però se tu lo giri di 90 gradi, DB può essere la base e HC è l'altezza. Vabbè, insomma, queste è cose che chi è freschi di studio dovrebbe risolvere. Questi sono tutti i calcoli da fare. 4 per 3 diviso 2 fa 6, 3 per 2 diviso 2 fa 3. 6 area di uno, 3 l'area dell'altro, totale area 9. Allora questo io commento con te, dopo succede quel che succede. Cosa è successo? È successo che così va risolto alle medie e i ragazzi delle medie l'hanno risolto. Al ginnasio o liceo hanno proposto, prossima diapositiva, eccoci, uno ha risolto così. Perché al liceo abbiamo delle conoscenze in più. Che ti impediscono di vedere che basta... Sì, questo è... Sì. Allora, io sono di parte e insisto, sono anche troppo insistente forse, ma insisto con tutti che dovremmo fare i giochi enigmistici, i giochi matematici, ma anche nella vita, giocherellare un po', perché così ci abituiamo a essere snelli, a passare da un metodo all'altro. Questo qui ha fatto... alle conoscenze di liceo, ha fatto tutti i calcoli con cose... sbagliato. E dopo alla fine è sbagliato, con cose che si imparano al liceo, quindi ha detto sono autorizzato a dimenticare tutto quello che ho fatto alle medie e sono autorizzato a non saperle. Addirittura con le radici quadrate. Sì, perché ha calcolato le distanze tra i punti, qualche lato e l'ipotenusa di un triangolo rettangolo. Invece bastava tirare una linea ipotetica. Però c'è di peggio, Ancora. perché nella prossima diapositiva... C'è l'università. No, sempre liceali. Eccolo qui, no, questo non credo che c'entri. Questo non c'entri con le mie. No. Scusate, hanno sbagliato. Ci doveva essere ancora una diapositiva. Adesso vedo devono recuperare. Beh, insomma, ti commento. Un altro studente ha trovato la soluzione esatta, ma ha fatto calcoli ancora più improponibili. E tutti gli insegnanti sono andati a vedere cosa ha fatto e ha fatto giusto. Però hanno commentato, però questo che ha fatto tutto giusto, però ha fatto un lavoro che non occorreva fare, cosa diciamo? Che ha capito la matematica o che non l'ha capita? Scusa, se io ti dico, vammi a comprare un pacchetto di caramelle qua di fronte e tu mi torni dopo 10 anni perché mi hai detto, sì, ho fatto tutto il giro del mondo dall'altra parte. Sì, non è... sì. Ti ringrazio che mi hai comprato le caramelle, però... Nel frattempo, era meglio se neanche non andavi. Nel frattempo cambia casa. Come il figlio prodigo, è meglio che mi dicevi, è meglio, guarda che non ti faccio niente. Eccolo, mamma mia. Ecco, questo qui ha fatto tutto, ha svolto esattamente come si risolve, ha trovato le coordinate, le equazioni di ciascuna retta, l'intersezione di 2 rette, la distanza tra 2 punti. Però, scusa un attimo, non occorre fare tutta sta roba. Sì, basta tirare... Scusa, se io ti dico... Quanto tempo abbiamo ancora di trasmissione? Tu sai a che ora dobbiamo finire, lì abbiamo l'orologio. Sì, no, che dopo mi cacci. Lì abbiamo, e fai la differenza. Non vai a telefonare a Greenwich a che ora hanno lì, se siamo 2 minuti più avanti o 2 minuti, perché noi facciamo riferimento al meridiano di Montemario. Noi essendo Trieste siamo un po' più in qua, un po' più in là, poi abbiamo l'ora legale. Non vai a calcolare, guardi che ora è, guardi che ora
e dobbiamo finire e fai la differenza e basta. Allora questo dico, scusate, io mi infermo, però No, ma è questo dico, incredibile, oggettivamente è incredibile. io sempre parlo di giochini, così, però questo deve aiutarci a essere snelli un po'. Adesso questo non Vai, è tutte queste figure, diciamo così, possono essere ricondotte a figure più normali? Ma guarda, ed eventualmente far la somma? È dannatamente possibile che ci sia sempre qualche idea furba che ti faccia risolvere i problemi matematici, soprattutto quelli delle gare, dei giochi, che ti faccia risolvere un problema con un'idea per cui fai due calcoli mentre gli altri stanno lì a scervellarsi. E non ce la fanno con i metodi tradizionali. Noi durante le gare, per esempio io partecipo a quelle della Bocconi perché essendo non più studente posso partecipare solo a quelle, però i ragazzi partecipano a quelle adatte a loro, i liceali hanno le Olimpiadi anche, no? Che io non ho partecipato perché quella volta quando ero piccolo non c'erano, va bene, però si fa con carta e penna e non hai calcolatrice, non hai foglio Excel da poter lavorare. E devi avere l'idea che magari ti aiuta a trovare molto presto la soluzione. Ma io adesso non vorrei, perché cioè, una volta nella vita capita, cioè, come si dice anche 2 volte al giorno, anche un orologio rotto segna l'ora giusta. Certo. Una volta noi avevamo una tradizione, cioè il nostro insegnante di matematica dava dei punti in più se durante la spiegazione di un qualche cosa qualcuno di noi riusciva ad arrivare alla soluzione prima che lui la spiegasse, no? C'erano dei punti in più. Siccome però tra l'altro questo professore, bene o male, sempre quegli esempi faceva, il mio compagno di banco era in possesso del quaderno del fratello che aveva 4 anni di più, ma certo. Allora lui cosa faceva? Si metteva via un po' metteva un certo bottino per lui e poi incominciava generosamente a distribuirlo a tutti quanti noi. Io una volta, adesso io non mi ricordo per questo hai superato l'esame di seconda elementare. Io una volta, adesso mi secca, io una volta ero riuscito ad arrivare alla soluzione saltando un passo. E non mi hanno dato il punto in più, perché ho saltato il passo. Allora ho detto, ma com'è possibile? Ma se uno riesce invece doveva essere... No, allora questo ti fa onore. Allora io dico che anche così avere dei foglietti... Onore, però non ho avuto quel punto in più. Va bene, dai, adesso qua facciamo l'applauso, sono solo io, ti faccio l'applauso per questa cosa, dalla regia anche ti hanno detto bravo. Ecco, ma secondo me è bello, come si dice, compiacimento, come si può dire, insomma è bello per soddisfazione personale riuscire a fare questo, anche se questo ha gli appunti. L'importante è che tu non glieli ripeta, ma tu li capisca, e di fatto anche se dopo magari potrai io ero convinto, guarda, è semplicissima, e invece saltavo un passaggio, poi dopo non ho detto niente perché io non ero molto bravo in matematica, ma guarda che era geometria, guarda, mi ricordo, in geometria si possono avere delle idee così più strane, era geometria. Belle. E guarda, i problemi matematici come questo che abbiamo visto sono sempre affrontabili in più maniere, però tu che hai la conoscenza, tu generico, no? Di liceale, magari risolvi quei problemi semplici e dopo dici, però se volessimo usare quel teorema potremmo risolverlo così, se volessimo. Per esempio anche quando si fanno le equazioni, i sistemi, ci sono 4 metodi, confronto, sottrazione, Cramer e non ricordo il quarto, insomma 4 metodi per risolvere un sistema di equazioni. Magari l'insegnante ti dice oggi risolvi con questo metodo, oggi utilizza questo, in modo che tu sia padrone di tutti quanti, però quando devi risolvere il problema utilizzi quello che in quel momento con quei numeri è più pratico. E questo deve insegnarti la matematica o la materia scolastica, ad essere snello, a riuscire... Poi magari a qualcuno può piacere però anche fare i conti, fare tutti quei conti lunghi. Vabbè, però quello ha consumato 2 penne per scrivere una roba. Hai visto che all'inizio bastavano fare 2 conti così. Tra l'altro faccio notare che oggi ho risolto una proporzione. Proprio una proporzione. Proprio oggi, che non sapevo che venivi, però ho detto stavolta mi metto di buzzo buono e ce l'ho fatta. Ho preso paura della risposta,
ma Quando organizzate la cena per a Tele 4 fate la proporzione, se per 10, quanti siete qui? 10, dobbiamo usare tot etti di quella. Se siamo in 11 fai la proporzione e così potete invitarmi, tu fai la proporzione, loro fanno da mangiare e potete invitarmi alla cena di Tele 4. Mi vengo a mangiare, porto le carte e vengo a mangiare. No, abbiamo mica finito. No, abbiamo ancora tempo. Sì, abbiamo scusa, tempo. io non so, sempre mi metti fretta. No, abbiamo ancora 4 minuti. Io ti ho portato... Allora, sì, non ho scusa, io faccio questo. un po' di pubblicità, hanno fatto prima la pubblicità per il teatro, chi ha piacere di vedere queste cose, veda sul mio sito, ci sono questi tarocchi, ci sono altre cose, insomma, così, senza troppa importanza, senza troppo rompersi la testa, chi ha piacere può guardare. Intanto il nostro Bosazzi sta sfogliando un libro, vuoi mostrarlo alla telecamera? Di Francesco Commerci, noi lo chiamavamo Medameo, è il nome da enigmista. Noi una volta, mi metto anch'io dentro, quando io ero giovane, non c'erano tutte queste cose elettroniche, queste possibilità, questi archivi, dove potevi vedere se un gioco che avevi inventato era già stato fatto o no. Allora il Medameo si è preso la cura, tanti anni fa, di prendere tutte le riviste, tutti i giochi enigmisti, e catalogarli uno per uno. Se trovi una pagina con uno segnato col pennarello... Ecco, io vedo questo qua. Lo trovi? No, ecco, non lo facciamo, scusa, sono un po' difficilotti e complicati, ma se vuoi mostrare la telecamera così, così vedono che è vero, ecco, quel gioco... Qua. No, quell'altro dell'altra pagina, stai mostrando... Ecco, quello in arancione è un gioco mio, sarà scritto Dandy da qualche parte. Ecco, G-Dandy, quella volta mi firmavano G-Dandy. Va bene, adesso indifferente il gioco, però volevo dire la tecnologia, come cambia i tempi, no? Io sono riuscito a trovare una volta a un convegno qualcuno che ha venduto mi ha venduto questi libri, e io ne ho a casa parecchi. E una volta, ecco, pensate, si lavorava così. Adesso c'è in rete il nostro, per noi, solo per noi, ho capito, il nostro repertorio. Se io faccio un gioco, di solito io li faccio un po' fuori dagli schemi, per cui ho già una mezza certezza che non esiste. Adesso ho fatto un gioco, un rebus, dove c'è diciamo un'idea adesso di dire l'aggettivo quando si dice a tante persone, per esempio bravo, bravi, sbarra, brave, sbarra, brav, asterisco. Eccoci, allora ho fatto addirittura un gioco e io penso di essere il primo con questa roba qua. Con questa cosa, lo vedo adesso se lo riesco a farlo ancora un po' meglio, poi lo manderò. Ecco, per cui questo gioco so già, perché se no lo saprei se qualcuno l'avrebbe già fatto. Però questo c'ho data 1900, no, c'entra qualcosa, 1979 è l'anno. Allora, aspetta un attimo, io sono nato nel 58, nel 79 avevo 20 anni, già mi pubblicavano, avevo già tanti, in pagina 3, così la prima pagina fuori dalla copertina, c'è l'elenco, mi sono scritto anche tutte le pagine dove ci sono i miei giochi, no, la prima pagina. La prima in alto. Ecco, qua è tutto l'elenco di tutte le pagine dove ho trovato i miei giochi, quindi ce ne sono parecchi. No, effettivamente sì. E questo è solo un tipo di giochi. Ecco, giusto per dire come si evolve nel tempo anche l'enigmistica, comunque... Anche quello che poi avete a disposizione, tutte le parole crociate, per esempio, si fanno a mano, assolutamente. Ancora? Sì. Beh, giusto. Perché se fai... Qualcuno ha provato, se fai fare a intelligenza artificiale, viene una cosa che è giusta, ma è un po' come il gioco la soluzione trovata dal ragazzo, è una cosa che è giusta, però non sta né in cielo né in terra. Dobbiamo chiudere. Quando ci vediamo? Cari telespettatori, noi saremo qui sempre a Trieste in diretta anche domani, forse ci sarà anche Bosazzi con noi. Io ho già un impegno, scusate, non ci sarò, ma con Bosazzi vedrete che vi troverete benissimo. Ciao a tutti, andate sul mio sito giorgiodendi.com, invio.